Niente, solo per salutarvi, per dirvi che l'Accademia di San Luca, una delle più antiche istituzioni culturali romane, sente la responsabilità di quello che sta avvenendo nella città. Voi sapete benissimo che si vuole costruire un parcheggio, nonostante che gli scavi che sono stati fatti nel luogo dove il parcheggio si dovrebbe costruire hanno rivelato la presenza di ruderi importanti che giustificherebbero lo spostamento di questo parcheggio, che tra l'altro in origine doveva stare altrove rispetto a Via Giulia. Quindi di fronte a questa responsabilità abbiamo pensato di alzare il livello della discussione. Qui addirittura si parla di progetti partecipati, non si sa bene da chi, in modo che esclude più che includere le forze culturali della città. E si parla soprattutto di problemi che riguardano la vita degli abitanti che stanno lì intorno e che sicuramente è una delle cose più importanti da affrontare. Però qui c'è invece un problema culturale di dimensioni straordinarie, cioè forse uno dei più grandi problemi di restauro urbanistico che la cultura europea ha dovuto affrontare in questi anni. In questo caso ha dovuto non affrontare in un certo senso. Tutti sanno che cosa è successo negli anni 40, è stata demolita una parte, un isolato importantissimo, estremamente complesso. Di questo isolato tra l'altro ci sono memorie assolutamente insufficienti, mentre per via della conciliazione, per esempio, le demolizioni sono state documentate in ogni minimo particolare. Per quanto riguarda queste demolizioni è difficile riuscire a trovare i documenti perfino dei palazzi che stavano lungo Via Giulia, non parliamo di tutto il resto. Ecco, di fronte a questo il richiamo è soprattutto affrontiamo i problemi al giusto livello. Questo è un problema che coinvolge la cultura internazionale, non è un problema di quartiere, non è un problema di gente che abita da quelle parti, è un problema che riguarda gli europei che pensano che la storia della città di Roma non costituisca proprietà privata di un'amministrazione comunale o di un gruppo di persone, ma costituisca invece un patrimonio comune a tutti. Quindi abbiamo voluto chiamare, diciamo, il massimo esponente degli studi sull'architettura cinquecentesca romana, il quale ovviamente non potrà che rivelare l'importanza di questo problema che oggi viene affrontato con una certa leggerezza. La parola a